Nel campionato di promozione Girone A il Casteltermini riduce le distanze dall'Unitas Sciacca, portando a 3 i punti di distacco. Questo grazie alla netta vittoria di domenica scorsa per 4-1 proprio con la compagine termale. Questa battuta di arresto neroverde ha consentito alle immediate inseguitrici di risalire la china e ci riferiamo alla Folgore e alla stessa Mazzarese, distanti rispettivamente 4 e 5 punti. Per quanto riguarda le agrigentine, la Empedoclina perde a l'Ercara per 2-0, ma mantiene ugualmente il sesto posto, mentre la Gattopardo interrompe la lunga serie di sconfitte pareggiando tra le mura amiche con la Nissa per 1-1. Il prossimo turno vedrà l'Unitas Sciacca affrontare in casa il Forte Lascari, il Casteltermini fuori casa con il Partini Caudace, mentre la Folgore giocherà il derby con l'inseguitrice Mazzarese. In prima categoria Girone G, incredibile vittoria esterna dell'Atletico Gorgonia sul campo del Gemini per 3-5, che riconferma la vetta della classifica con un margine di 2 punti sui diretti rivali dell'Atletico Favara, a sua volta vincitrice ai danni di una scorbutica Sant'Anna di Enna per 3-2. Chi, chi si sta facendo invece sotto all'inseguimento delle due battistrada è il Raffadale, che è andato a vincere fuori casa con il Città di Caltanissetta per 3-4 e si pone a 3 punti dallo stesso Atletico Favara. Per quanto riguarda le altre agrigentine del girone, la Libertas Serracalmuto è uscito sconfitto con il Master Pro per 5-0, mentre è andata bene al Ravanusa che ha superato 3-1 la gira. Infine, in seconda categoria girone E, la Sommatinese supera l'Atletico Montallegro con il più classico dei risultati e si conferma leader della classifica generale in compagnia del Don Bosco Mussomeli, che è andata a vincere a Delia contro la Nova Petriana. In terza posizione sale da solo il Gela, che esce indenne dal campo dell'Araclea Minoa. 2-2 il risultato finale, mentre in quarta posizione tengono bene sia l'Atletico Montallegro che l'Alessandria della Rocca, quest'ultimo vincente con il Vallelunga. Si risveglia il Muxar che guadagna 3 punti importanti con l'Atletico Licata.